per Radio Web Italy, Cinzia di Arte Mondo, insieme a Massimo Emilio Gobbi. Ciao Massimo. Ciao, come stai? Io benissimo, siamo qui perché oggi si gira cosa, Massimo? Io mi ispiro al film di Scarface del 1983, sono qui in Veneto dal Cocoloco, giusto? Sì, il Cocoloco qui di Sottomarino. Con il proprietario. Con il proprietario che ci ha dato questa straordinaria location, dove domani giriamo con Corona, oggi abbiamo girato con Franklin. Abbiamo girato una scena di Statman, abbiamo degli Statman abbastanza, anzi se lo vedo, dov'è Nitro? Se mi chiamate Nitro dov'è? I migliori che ci sono in Europa. Senti Massimo, questo è il tuo secondo film, giusto? È il terzo film. Il terzo, siamo mal informati. Questo è il nostro stuntman. Ecco, il nostro stuntman, vi abbiamo visto prima un attimino alterati, cosa è successo? Ma no, ma noi nel set sempre siamo così, quando lavori sul set con questa pressione, con i tempi di queste Senti, ma com'è questo regista? No comment? Meglio che non commenti. No, Senti, spiegaci un attimo Massimo, ma cosa farà Fabrizio Corona? Corona fa la parte del protagonista, per cui è un film che è improntato, diciamo, è stato quasi creato per lui, è l'uomo più chiacchierato d'Italia, l'uomo più ambito d'Italia, l'uomo che... Come Massimo Emilio Gobbi? Sì, insomma, l'uomo da $1 million baby, un uomo che costa $1 milione. Senti, e Franklin? E Franklin anche lui è un coprotagonista. Un coprotagonista, ma noi sappiamo che Franklin prima doveva fare la parte da protagonista, come mai questo cambio? Scelta di marketing? Non è stato assolutamente un cambio, è stata, diciamo, una scelta imprenditoriale, se vogliamo chiamarla. Perfetto, una scelta di marketing? Imprenditoriale, perché il cinema fa parte, un imprenditore come me non ha i finanziamenti pubblici, per cui non ha le film commission, per cui gira con gli sponsor. Ti ripeto, l'uomo più ambito d'Italia oggi è Fabrizio Corona, per cui meglio di lui chi può essere un protagonista di un film come ispirato a Scarface del 1983. Massimo, cosa dice tutte queste chiacchiere che circolano sul tuo conto? Come rispondi? Ma io sono chiacchierato perché ho lavorato in Gomorra nessuno ci credeva, ho fatto l'attore e ho vinto il Grand Prix a Cannes nel 2008, uno sconosciuto che si presenta al cinema e vince un Grand Prix Palma d'Oro a Cannes, cioè Grand Prix al Festival di Cannes del 2008, nomination all'Oscar, 76 festival nel mondo, 36 premi collaterali, cosa vuoi che mi dicano? Che sono bravo. Non riescono a capire come mai un signore come me di mezza età, vecchiotto ormai, è riuscito a vincere tanto. Tutto qua, da intera l'età. Tutto qua, adesso basta perché le domande cominciano a farmi andare oltre. Lo so, ma aspetta. Aspetta. No. Tu sai che noi, vieni qua, non è esaurito. Parla con lei. No, tu sai che noi in qualità di Arte Mondo ti sosteniamo sempre, no? Perché sappiamo comunque le verità, noi siamo promotori delle verità, quindi non ti devono dar fastidio le mie domande, è un'opportunità per dire la verità. Vorrei anche parlare che abbiamo uno stuntman qua che è il migliore in assoluto in Europa. Infatti. Bruno, scusa, è un attore Bruno del nostro film, lui è un attore, vedi? Io sono conosciuto, vieni qua, io sono conosciuto per prendere gli attori così, all'andè, diciamo, dalla strada, no? Lui è il miglior stuntman che ci sia in Europa e nessuno ha lavorato con grandi produzioni, è il migliore in assoluto e gira con noi. Parliamo di queste cose qua che sono cose importanti. Dopo la chiacchiera, sai, io ho 25 amanti e sono gay, figurati te. Anch'io. ma come? Non ero l'unica, scusa. Tu sei una grande... Sono chiacchiere. Può essere. Allora, visto che lui è l'uomo più importante, adesso parlo con lui e te ti saluto. Ciao. Ciao.